Eder, McAllister. Io sono sicuro che lei appunto non si è suicidata, proprio sicuro, e mai più si sarebbe suicidata. Lei aveva altre cose per la mente, altri programmi, e il suicidio proprio non rientrava nel suo modus di vivere ultimamente. Si occupava sempre più di mia figlia e voleva andare con lei in marzo, mi sembra, o aprile, non mi ricordo bene la data, accompagnarla a Londra a fare uno stage d'inglese. Così mi aveva detto, io sono orgoglioso di essere onesto, mamma mia sono orgoglioso, e io ho sempre detto la verità e voglio ed esigo che la dica anche lui, che abbia ancora un briciolo di dignità e che risponda alle domande, non come, e ha detto quando sarà il momento, ma che momento? Ma cosa aspetta? Io non riesco a capire. Mi diceva aspettiamo, aspetta, ma cosa bisogna aspettare? Ha detto solo che bugie, e lui ha raccontato solo che bugie, non ha mai detto la verità, perché anche ascoltando e ho riletto tutti gli atti delle sue dichiarazioni, lui ha proprio detto bugie persino agli inquirenti. Lui ha cambiato versione più volte, non ha mai detto la verità e mi sembra strano che non sia stato neanche inquisito per questo, praticamente falsa testimonianza e non capisco come mai, non riesco a capire. È stato trovata chiesto. senza nessun tipo di anello, mia sorella aveva sempre la fede, l'aveva sempre proprio. E dopo il signor Vigentino ha detto che l'ho presa io non ho preso niente, io sono stato a casa sua quando abbiamo concordato appunto per fare il funerale, e ha detto venite su da me e prendete un ricordo, quello che volete di Liliana, altrimenti io butto via tutto e regalo alla Caritas. Ho detto no, andiamo su. Io sono stato a casa sua, abbiamo preso, ho preso io proprio una scatolina che c'era della bigiotteria e non c'era la fede, c'erano altri anellini, tutto, ma niente, diciamo cose preziose, però ho portato via perché come ricordo. Dopo voglio precisare che ha detto che l'ha trovata la polizia e dopo la signora Gabriella. Allora, intanto sugli atti la polizia non scrive niente che ha trovato la fede. Primo, voglio precisare questo. Io ho accesso agli atti, li ho avuti, li ho letti più volte e non c'è scritto niente. E perciò io vorrei che lui dicesse la verità. Quindi Sebastiano voleva mettere 2000 euro a disposizione di una borsa di studio e poi dare i vestiti alla Caritas. Esatto, voleva disfarsi tutte le cose. Difatti un paio di giorni dopo è andato già dagli amici di Romance, ha detto gli ha portato una macchina fotografica e dei pupazzetti per regalare agli altri amici in Carnia. Il giorno della scomparsa Sebastiano sembrava non avere nessuna intenzione di andare a denunciare la cosa. A me è sembrato stranissimo. Io difatti al momento io ho pensato che forse avranno litigato e allora non pensavo ancora alla denuncia, niente. Invece in serata, quando mi ha detto non è ancora rientrata, di solito ceniamo, non preoccupati, rientra alle 18 ceniamo, e ho richiamato e ho sentito delle voci. E allora ho sentito chi è? Ah, il fratello, ha detto Sebastiano. Erano i vicini e mi fa passano e parlo io. Ed era il signor Salvatore Nasti e mi fa ah sì sono il vicino, non l'avevo mai visto, sentito, mi fa non si preoccupi, adesso lo cominciamo noi anche ad andare a fare la denuncia, perché qua non so niente neanche io. Io ho chiesto anche se appunto bisogna controllare con gli ospedali e da qualche parte che non sia stata abbia avuto un incidente, ma no, abbiamo già controllato, non si preoccupi. L'unica roba che a me non andava e mi ero un po' allarmato è che mia sorella fosse uscita senza i telefoni, ne aveva due, non uno, e proprio li ha lasciati tutti e due a casa. Mi fa, non li ha dimenticati, ho detto, ma mi sembra strano. Invece ho detto, no, capita. E io dubito che sia capitato altre volte, perché ormai il telefono, e già per lei quella volta, era un appendice, era come se uno uscisse senza scarpe, per dire, e ti accorgi subito che non le hai. E ora sarebbe andato a prenderla.
E allora lei io mi sono allarmato per questo, perché ci sentivamo ogni giorno tramite messaggi. Ho sentito dopo appunto che hanno litigato quella sera a casa degli amici, ci sono anche, che erano a cena, c'è anche il video mostrato proprio da lui, da Sebastiano, in televisione e dopo gli amici hanno confermato che litigavano anche dopo in strada e dopo Sebastiano ha detto no, per via perché non li ho portati a casa, non avevo posto in macchina. Invece non era per quello, era di sicuro per qualcos'altro. E dopo hanno litigato avanti, penso anch'io. Una lite tra Sebastiano e Lilli? Sì, secondo me sì. E ho anche la spiegazione perché io mi sono fatto, per forza, ognuno si è fatto un'idea, un film personale di quello che può essere successo. Il mio narra che lei andava alla Wind, non è riuscita a dirmelo, ma probabilmente è così, ha lasciato i suoi telefoni in casa perché li avrà sbattuti in faccia facendo baruffa, perché lui rivendicava probabilmente che erano suoi, di lui. I telefoni che aveva Lilli li aveva procurati Sebastiano, come tutte le altre volte. Motivo per cui lei probabilmente doveva andare alla Wind per comprarsi un telefonino nuovo, punto. Questo è il film che mi sono fatto io. E io inviterei Sebastiano a essere più onesto con tutti, soprattutto con se stesso, e dirci la verità di quello che è successo a Lilli. Faccia l'uomo una volta. Ha raccontato tante di quelle fandonie che siamo stufi di tutti i tipi. Una volta una, Sebastiano, di la verità. Dimmi cosa è successo a Lilli, punto. Te lo chiedo in diretta, tu lo sai. Lui in quel momento, nei pressi, il suo telefono lo colloca in quel momento, 9, 9 meno 5, 9, 5, in quel luogo. Lui doveva passare a consegnare i coltelli in pescheria in Corso Italia, non ci è passato perché è andato la sera prima, questo non lo ha detto, è scaturito dopo, per nostra fortuna. Ha portato i coltelli alle 6 della sera precedente per essere libero, venendo da dove veniva indifferente, svoltare direttamente su per via Battisti e trovare Liliana alla Wind, se lo sapeva. Silvia dice che Liliana è sicuramente stata selvaggiamente picchiata. Io lo confermo. Anch'io. Non può essere che picchiata, quelli sono segni di una picchiatura, ma forte, perché io addirittura sono convinto che lei potrebbe, per fare completare il film della sua fine, ecco, lei è stata picchiata anche duramente, avrà perso i sensi, con ogni probabilità in quel momento bisognava, ma no, anzi io considero che la sua fine è premeditata perfino, pensate voi. E uscirà, questo non può non uscire, che è stata una cosa premeditata e fatta da più persone, non uno, non potrà non uscire. Erano 3 giorni dopo, mi ha chiamato e mi fa, devo parlare con te, ci siamo visti di fronte al suo, come lo chiama, studio e mi fa, testuale, Sergio, io senza la Lilli non riesco a vivere, ho 560 euro al mese di pensione. Io ho detto, ma cosa mi parli adesso di soldi? Andiamo a cercarla, vediamo dove possa essere, cosa è successo. Ma no, e dopo, niente, dopo non abbiamo parlato più e mi aveva chiamato mia moglie, mi ha detto vai a vedere gli armadi, gli ho detto voglio vedere l'armadio, ti mando le foto, ho detto no, vengo su domani e le faccio io. E là ci siamo lasciati e basta. Tornando a casa ho trovato un messaggio di mia cugina che appunto c'era una persona che voleva parlare con me e però che chiedeva il numero di telefono mio. Giustamente lei non gliel'ha dato e si è fatta dare però il suo numero. Io ho chiamato e ho parlato con il signor Sterpin la prima volta e là ci siamo sentiti prima per telefono e dopo ci siamo accordati di vederci il giorno dopo per parlare di viso, non per telefono. E là ci siamo incontrati e mi ha raccontato tutto. Sì. Naturalmente io gli ho creduto perché il signor Claudio si è comportato in maniera proprio onesta, mi ha raccontato delle cose, anche c'era mia moglie presente, della nostra famiglia, che persino
e Sebastiano non sapeva. Allora, come poteva sapere lui? Sì, E gliele aveva raccontate Liliana perché aveva una confidenza intima. In più, appunto, dopo nel tempo lui si è dato da fare per cercare di sapere cosa fosse successo, dove era. Avevamo appunto pensato, avranno litigato, sarà nascosta da qualcuno. Abbiamo aspettato un po' di giorni, finché invece dopo è uscito che a casa c'era il portafoglio con tutti i documenti, il Green Pass e la roba, e là io ho perso tutte le speranze. Sebastiano senza Liliana avrebbe subito una batosta economica. Io reputo che lui appunto non poteva più fare la vita che tuttora la fa. Non è che si sta dannando e mia moglie non c'è più, anzi lui subito dopo è andato avanti a fare le saune, a farsi i coltelli, ha fatto un trasloco persino. Non è che si sia dannato a cercarla. Io quando gli ho chiesto andiamo a mettere delle foto a vedere, si è suicidata. Lui aveva già praticamente instaurato questo tipo di spiegazione e voleva cremare, e subito dopo voleva cremare il corpo. Io là mi sono opposto, Liliana era mia sorella, io ho il dovere come fratello, perché lei ha il mio stesso sangue, di esigere e sapere la verità e giustizia per lei. E ho il diritto come cittadino italiano che ha lavorato tutta la vita di, appunto, pagando le tasse, di avere giustizia e che mi dicessero. Pier Giorgio per caso chiedeva soldi a Sebastiano o a Liliana? Che io sappia non direttamente, però mi diceva mia sorella purtroppo che più volte il figlio andava a batter cassa del papà e non nascondo, non sono sicuro che lei qualche volta appunto abbia elargito dei soldi a Sebastiano che dopo lui li potesse dare al figlio. Non mi ha mai confermato questo, però è un mio sospetto. Girano voci secondo le quali sia falso che Sebastiano e Pier Giorgio abbiano rotto i rapporti. Sì, io non so come sono. Io penso che in ogni caso che dall'inizio Sebastiano si sia comportato in questa maniera perché come per proteggere qualcuno, potrebbe essere il figlio. Si stava accogliendo praticamente tutte le accuse e i sospetti, e altrimenti perché una persona si comporta così e non dice la verità? Purtroppo nella vita nessuno è nato maestro, ognuno può sbagliare e pagare, e anzi arricchisce anche come persona. Hanno sposato il suicidio, questo è lo sbaglio. Non hanno fatto altre indagini. Ci sono due testimonianze di persone che sembrano riconoscere Fulvio Covalero e poi c'è l'uomo con la torcia e la coppola che sembra Sebastiano. Io ho letto anche agli atti questa testimonianza e appunto gli inquirenti dicono che non è rilevante. Potrebbe non essere rilevante. Io invece dico che bisognerebbe... E per dimostrare che tutte le cose erano irrilevanti, per dimostrare che lei si è suicidata, tutto il resto non c'entra niente. Uno ha fatto e fa quello che vuole. Siccome non si è suicidata, adesso dobbiamo ripartire ed è questo che attendiamo da questa riesumazione. Io voglio sperare che venga finalmente dichiarato da chi di dovere che non si è suicidata ma ha subito un pestaggio, poi dopo può essere perfino morta per ipotermia da qualche parte dove è stata nascosta al freddo e dopo ritirata fuori perché il suo corpo doveva essere trovato, altrimenti in questo momento il marito non avrebbe la reversibilità della pensione né i soldi che teneva in banca Liliana. Questa è la verità. Ha un'altra sua storia il Cordino, perché avvolgeva Lili e proviene da casa sua. Hanno trovato sul Cordino una impronta DNA maschile. Allora, subito dopo, prima non era successo, ma subito dopo Sebastiano si è preso il mazzo del Cordino e lo ha portato in questura, cioè nella polizia che prima non lo aveva visto, ed è evidente che in questo modo il suo DNA è sul Cordino. Per la procura in questo momento il caso era chiuso per suicidio, come è stato depositato e basta. Se non c'era, beato lui, il dottor Dainotti che si è prodigato per questo, veramente che si è opposto, a quest'ora il caso era chiuso. Non dimenticare di iscriverti a questo canale.